Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spazio Mercato Batman napoletano. Come state oggi? Spero tutto bene. Oggi come sto senza barba? Come sto oggi? Spero bene. Aspetto un vostro giudizio. Allora, oggi in questo video andremo a parlare del mercato che farei Napoli Edition. Verrà introdotta questa serie se riesco introdurre un'altra serie, cioè la storia di ogni club, che vado a prendere ogni club della Serie A, della Liga Spagnola e tutto, dove parlerò appunto della propria storia. Però devo vedere un po' perché questi giorni tengo l'esame, ma giù, da domani iniziano le prove scritte, quindi domani prova scritta di italiano, quindi devo capire un attimo cosa fare, diciamo, come avere, come progettare i video, le tempistiche dei video e tutto, come collegarli, ma vabbè. Poi, vabbè, io direi di partire, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, partiamo subito dalla porta. Allora, i portieri del Napoli sono Contini, al momento sono Contini, Milinkovic Savic e Alex Meret. Io personalmente mi andrei a tenere Milinkovic Savic e Contini. Perché? Perché il mio piano è andare a prendere Meret. Scusate, andare a prendere Meret, però andare a prendere un top come portiere e lasciare Milinkovic Savic come secondo, oppure magari ehm, vendere anche Milinkovic Savic e prendere Claudio Turrio, Mattias Ferrante come secondo, cioè come terzo, e il Contini diventerà poi il secondo. Però vabbè, teniamoci Milinkovic come secondo e andrei a prendere Asilaro. Poi per la difesa, io la difesa la andrei a lasciare più o meno intatta. Però l'unica cosa, le uniche due cose che andrei a cambiare è fare uno scambio con la Lazio tra Buongiorno e Gila, oppure vendere Buongiorno e prendere Gila, diciamo come basta ci chiama Gila e ci vendiamo a Buongiorno. E questo. E poi andrei a vendere Olivera, e a prendere un altro per quella fascia. Il mio sogno sarebbe sempre Teo Hernandez, vederlo là. Però capisco che i costi sono altissimi e bisogna puntare a dei terzini più bassi, diciamo. Poi andrei a prendere anche un vice Buongiorno, un vice di Lorenzo, che adesso c'è stato pure fatto il nome, però non me lo ricordo precisamente. Poi per il centrocampo andrei a vendere solo Anghissà e andrei a prendere un Rabiot, oppure andare a vendere un De Bruyne e Anghissà e farci un bel gruzzoletto di circa 30-35 milioni, massimo ci vogliamo arrivare a 40 milioni, come per esempio, cioè vendere a De Bruyne a 20
e anche chissà pure a 20, però magari De Bruyne per l'età avanzata, massimo 15 milioni di euro possiamo ricavare. E andrei a prendere un Rabiot e un Salemaker, un Salemakers, anzi scusate, che andrebbe a fare il sostituto di uno tra McTominay Rabiot, e poi mi terrei anche Gilmour che andrebbe a fare il sostituto di Lobotka. Poi Elmas non viene riscattato, però io proverei a contrattare per un altro anno di prestito. E poi passiamo all'attacco. All'attacco io andrei a vendere Lucca 15 milioni di euro. Se si riesce un trasferimento a titolo definitivo, se non si riesce magari un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, più se il Napoli vuole più dei bonus, come per esempio, che ne so, la qualificazione a una squadra in Europa League, per dire, in Champions League, che si attivano questi bonus che arrotonderebbero a 20 milioni, ma vabbè. Poi andrei a vendere Lukaku che 5-10 milioni li andrei a ricavare, e come sostituti direi di andare a prendere Moise Kean, che al Napoli secondo me Moise Kean potrebbe andare a far bene, se no si potrebbe puntare a qualche altro, come per esempio Piccoli, che a me piace, secondo me con il giusto attaccante, cioè con il giusto allenatore, secondo me può far bene. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao e ciao.